24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Tra gennaio e fine agosto si sono registrati in Veneto 11.760.832 turisti, l'8,1% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli stranieri in visita in Veneto hanno raggiunto quota 7.551.504, con una crescita del 12,1%, pari a quasi il 64% del totale degli arrivi nella regione, che si conferma la più ospitale e gradita d'Italia. Il contatore delle presenze registrate nei primi 8 mesi dell'anno, ha sottolineato Marino Finozzi, assessore al turismo del Veneto, ha già superato quota 50 milioni, arrivando a 50.401.722. Anche in questo caso sono gli ospiti provenienti dall'estero che fanno registrare il dato migliore, 30.974.593 pernottamenti, con un aumento del 7,2% rispetto al medesimo periodo del 2010, coprendo quasi il 61,5% delle presenze. Un po' in ritardo rispetto alle previsioni iniziali, ma i cantieri per portare da 2 a 3 le corsie dell'autostrada A4 da Quarto d'Altino a San Donà di Piave sono pienamente operativi e procedono secondo il ritmo prefissato. Va avanti anche la realizzazione del nuovo casello di Meolo a servizio delle spiagge, del quale sabato notte è stato posato il ponte di attraversamento dell'autostrada. I lavori sono stati mostrati ieri alla stampa nel corso di una visita con gli assessori del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi, commissario per l'intervento, e del Veneto Renato Chisso, assieme al presidente di Autovie Veneto Emilio Terpin, i dirigenti della società e il direttore dei lavori. Un provvedimento di ingegneria finanziaria è stato adottato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'economia Isi Coppola per mettere a disposizione delle imprese venete risorse per quanto riguarda il sostegno a progetti di ricerca e innovazione. Insieme al Veneto Sviluppo, ha detto l'assessore, abbiamo deciso di mettere a disposizione tutte le risorse di questa legge, circa 10.200.000 euro, con un prodotto combinato. Una parte del finanziamento sarà a fondo perduto, coperta dalle risorse della legge numero 9. Una parte che si potrà abbinare farà capo al fondo di rotazione previsto dalla LR5 2001 per il sostegno a progettualità di ricerca industriale e sviluppo sperimentale gestito dal Veneto Sviluppo. È stata inaugurata questa mattina alla Fiera di Verona Geo Oikos, la terza edizione della rassegna espositiva dei progetti territoriali, urbanistici e ambientali delle città e del territorio. All'inaugurazione sono intervenuti il vicepresidente della Regione Veneto Marino Zorzato, il presidente di Verona Fiere Ettore Ariello, il presidente della provincia di Verona Giovanni Miozzi ed il vice sindaco Vito Giacino. Geo Oikos, promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con Verona Fiere, si propone come spazio d'incontro tra operatori, enti, aziende, professionisti e associazioni che si occupano di progetti dedicati al territorio, paesaggio, urbanistica, edilizia e ambiente. Una volta si diceva sì a tutti, abbiamo creato lo sviluppo del Veneto, però in modo disordinato. Creare la cultura di uno sviluppo che deve ancora continuare, in modo però più ragionato. E oggi parliamo di bellezza, parliamo di ambiente, parliamo di paesaggio, parliamo di recupero di paesaggio. Credo sia importante, ma soprattutto è importante che in noi entri questa mentalità. Parlare di infrastrutture è un tema secondo me molto rilevante, anche perché è una ricchezza che viene consegnata al paese, quindi una giusta sensibilità da questi banchi potrebbe essere un elemento rilevante. Guardavo anche in Spagna, che hanno i loro problemi come tanti altri paesi, però sul piano dell'infrastruttura hanno lavorato bene, quindi forse un'attenzione in quel senso non guasta. Negli ultimi 2 anni la crisi ha divorato quasi 200 miliardi di euro di ricchezza delle famiglie italiane, stimata a fine 2009 in 8.600 miliardi di euro. I patrimoni di ciascun nucleo familiare, in media 350.000 euro 2 anni fa, sono così dimagriti di 7.000 euro. Il balzo dei rendimenti dei titoli pubblici, legato allo spread con i bond tedeschi, ha bruciato oltre 10 miliardi di euro.
Per proteggere i beni, gli italiani scoprono fondi patrimoniali e trust, ed in 5 anni ce ne sono stati circa 30.000. E quanto emerge da una ricerca di Synergia Consulting Group, presentata oggi a Verona nel convegno annuale sulla difesa del patrimonio familiare. Purtroppo la realtà dei fatti è questa e forse non è neanche ancora stato realizzato sufficientemente quello che è il patrimonio che si sta progressivamente erodendo. Direi che forse quello che più va a intaccare è la progressiva erosione di questo patrimonio e che non lascia più spazio alle famiglie per quelli che sono un consumo continuo e normale nella quotidianità. E per il futuro non ci sono segnali incoraggianti. Prima di 3-4 anni è impossibile pensare che si possa arrivare a una stabilità del sistema e soprattutto bisognerà anche realizzare che il parametro scenderà sicuramente per tutte le famiglie, tranne purtroppo, perché è un dato di fatto, per i ricchi che continueranno a essere ricchi. 24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.